Il derby è sempre il derby e le emozioni non mancano mai. La sfida tutta piemontese tra Bosca San Bernardo Cuneo e Reale Mutua Fenera Chieri non fa eccezione, regalando 5 set emozionanti a tutti gli appassionati di volley e 2 punti preziosissimi per le padrone di casa. Una sfida combattuta fin dal primo set, quando Cuneo dopo una partenza sprint ha dovuto patire il rientro di un ottimo Fenera che sul finale di primo set trova per la prima volta il vantaggio sul 21-20. Signorili e compagne però non mollano minimamente, riuscendo addirittura a trovarsi con 2 palle set, entrambe annullate però dalle Collinari. Come nei più classici dei copioni, Chieri addirittura 2 palle per chiudere il parziale, ma anche questa volta si rivelano nulla di fatto. Il primo set, infatti, alla fine se lo giudica Cuneo 28-26. Il secondo parziale sembra molto simile al precedente, anche se coach Bregoli cambia qualche interprete premiando Alassan. Nonostante una grande unguriano che finirà l'incontro con 17 punti, la Bosca deve cedere il parziale sul 29-27. Chieri sembra un'altra squadra rispetto a quella del primo set, più ordinata dietro ma soprattutto più efficace in attacco, grazie anche all'ingresso di Frantì e alla concretezza di Crobelna, top scorer dell'incontro con 25 punti. Il Fenera amministra il terzo parziale aggiudicandoselo 25-23. 2-1 Chieri, ma partita ancora apertissima. Nel quarto set la Bosca San Bernardo Cuneo fa la differenza con le centrali. Zaccayu e Candi dominano muro e fanno malissimo in attacco. 25-21 per le gatte che riescono nell'impresa di allungare la partita al tie break. Sfida di nervi ormai e come in tutta la partita l'inerzia cambia repentinamente da un momento all'altro. Chieri parte in quarta, 5-1, ma le cunesi hanno la forza di non mollare e di ribaltare il risultato arrivando fino al 14-9 prima di aggiudicarsi il tie break 15-11. Coach Pistola festeggia il ritorno al successo, nonché il terzo in 4 partite, mentre Chieri torna a smuovere la classifica dopo il KO casalingo contro Novara.